dice che in Friuli non esista la creatività artistica, si sbaglia di grosso. Il problema è che da noi si fa fatica a capire e concepire il significato di estro, creatività, artista e affini, causa la semplice clausura con cui si vive l'era moderna dalle nostre parti. Da 3 anni esiste un vero concorso canoro che mette in luce il valore aggiunto dell'artista che c'è in noi. Il ristorante La Tavernetta di Remanzacco, in via Marconi 1, organizza per il 3° anno il concorso musicale denominato Gusto K. Il concorso di canto in karaoke è una gara di canto, eseguita su base in formato file, MIDI, CAR, MP3 e WAV. Una giuria composta da esperti del mondo musicale e giornalisti selezionerà dettagliatamente ogni singolo artista. La prima selezione dei 24 ha già espresso i primi 8 finalisti. Gli altri 8 usciranno dalla prossima disfida, in programma il 21 marzo alle 20:45. Il bello è che gli altri esclusi potranno riesibirsi venerdì 4 aprile in una sorta di play-off che mette in palio gli ultimi 8 posti disponibili per la serata finale, in programma domenica 13 aprile alle 20:30. La finalità del concorso è esclusivamente amatoriale e ricreativa, senza nessuna pretesa di giudizio definitivo sulla preparazione musicale o sulle doti vocali dei partecipanti. Non resta che dire, fiato alle trombe Carmine, che il gioco abbia inizio. E la gira, la gira, la reda, la gira. E la gira, la gira, la reda, la gira. E la gira, la Silvano, peggio per te.